Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti di oggi. Catania, smantellate 2 grosse piazze di spaccio che si dividevano la gestione, la vendita e il traffico di droga proveniente dalla Calabria. Una delle basi operative a San Cristoforo, 18 gli arresti. Sola, in mezzo al mare, una bambina migrante di 11 anni è l'unica sopravvissuta al naufragio al largo di Lampedusa. I soccorritori l'hanno trovata aggrappata a un giubbotto di salvataggio. Ritrovato il corpo di Carmelo Corso, l'autotrasportatore catanese, tra le 5 vittime della sciagura di Calenzano. Incidenti mortali in aumento in Sicilia. Secondo INAIL sono 71 in un solo anno. Messina, acqua razionata in diverse zone della città a causa dei lavori dopo la rottura del tubo della condotta del fiume Freddo. Caltanissetta, protesta davanti al carcere Malaspina. I sindacati della polizia penitenziaria lamentano carenza di organico e le scarse condizioni igienico-sanitarie. Palermo, il presidente della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, ha presentato Celebrating Picasso, la mostra di capolavori del maestro spagnolo. Calcio, un Catania rinfrancato nel morale dalla vittoria a Taranto, tenta il rilancio in classifica nel doppio turno casalingo. Sabato si comincia con il Potenza. Ancora ben trovati, smantellate a Catania 2 grosse, importanti piazze di spaccio, una gestiva la vendita, l'altra il traffico di droga proveniente dalla Calabria. Una delle basi operative era proprio nel quartiere di San Cristoforo, in una rivendita per prodotti edili. Sono 18 gli arrestati. Simona Mazzone. Fiumi di droga dalla Calabria alla Sicilia per approvvigionare la piazza catanese. Dopo una fitta serie di indagini avviate dalla squadra mobile nel 2021 grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali e da videoregistrazioni, circa 200 poliziotti della questura etnea hanno smantellato 2 cellule impegnate, una nella vendita di cocaina e crack al dettaglio e l'altra nel traffico di cocaina. 18 persone, tra cui una donna, sono state arrestate nell'ambito dell'operazione Cemento. Il primo gruppo, specializzato nella vendita al minuto di cocaina e crack, era capeggiato da Antonino Cocuzza, il quale con la collaborazione del genero Sebastiano Giovanni Buda avrebbe gestito 2 lucrose piazze di spaccio, una operativa in via Palermo, l'altra nel rione del villaggio Sant'Agata. L'altro sodalizio, con a capo Francesco Platania, chiamato Franaido Cemento e fondato sullo stretto legame di parentela tra gli associati, era specializzato nel traffico di ingenti quantitativi di cocaina. Una delle basi operative era a San Cristoforo, in una rivendita per prodotti edili, dove sono state registrate diverse consegne di cocaina agli acquirenti. Lo stesso Corriere, lo vedete nelle immagini durante lo scambio, effettuava approvvigionamenti di cocaina sia al gruppo diretto da Franco Platania, sia al sodalizio promosso e organizzato da Antonino Cocuzza e da Sebastiano Giovanni Buda. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 6 kg di cocaina, suddivisi in panetti, e circa 78.000 euro in contanti. Una bambina di 11 anni è l'unica sopravvissuta al naufragio di 3 giorni fa al largo di Lampedusa. I soccorritori l'hanno ritrovata grazie alle sue grida disperate. Il servizio. Per 3 giorni e 3 notti in balia delle onde, la violenza della tempesta e il mare ha agitato i suoi spietati compagni di viaggio. Sola, senza la sua mamma e il suo papà, rifugiata in una barca e aggrappata alla speranza di non essere inghiottita da quelle acque che le hanno sottratto per sempre la sua famiglia. A 11 anni è l'unica sopravvissuta del naufragio di un'imbarcazione in metallo avvenuto 3 giorni fa. La piccola, dopo aver vissuto il peggiore degli incubi, è stata salvata al largo di Lampedusa dal veliero Trota Mar Terzo della ONG Compass Collective. Abbiamo sentito le sue grida disperate nel buio della notte, hanno raccontato i suoi soccorritori. In 45 erano partiti da Sfax in Tunisia. La barca, secondo il racconto della piccola della Sierra Leone, è affondata a causa di una tempesta. Le onde erano alte quasi 4 metri e il vento a 23 nodi, come confermato dagli stessi attivisti. A recuperarla in mare il veliero, che era in zona per un altro intervento alle 3:20 della notte. La bambina si teneva a galla con tutta la sua forza grazie a una camera d'aria e a un giubbotto di salvataggio. Appena portata sulla terraferma è stata curata al poliambulatorio di Lampedusa e adesso sta bene, anche se ancora sotto shock.
Era avvolta in una coperta termica, racconta la volontaria del Mediterranea Hope, Francesca Saccomandi, che l'ha incontrata in ospedale. Le ho lasciato uno zainetto di tela con all'interno un album e dei colori. Lei mi ha ringraziato, poi ci siamo salutate e mi ha detto che avrebbe riposato. Era un po' stanca. Sarà difficile affrontare il dopo da sola in una terra a lei sconosciuta. Intanto motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza stanno perlustrando l'area dove è stata soccorsa la piccola per cercare persone e tracce del naufragio. Adesso torniamo all'omicidio di Siracusa ad opera di un ragazzo di soli 16 anni. Il ragazzo fermato ha raccontato appunto la dinamica dei fatti agli inquirenti e ha dichiarato di avere agito soltanto per difendere la nonna. Tonino De Mana. È stato trasferito al centro di prima accoglienza di Catania il sedicenne di Siracusa, accusato dell'omicidio di Cristian Regina, 40 anni, accoltellato a morte nelle scale di un palazzo di via Algeri, nel popoloso rione di Mazzarona. Ad ucciderlo un ragazzino, figlio di un noto esponente di un clan siracusano che sarebbe intervenuto in soccorso della nonna. La vittima, operaio saltuario al mercato ortofrutticolo, abitava nello stesso condominio del ragazzo ed è stata raggiunta da un fendente al petto. Secondo una prima ricostruzione, Regina avrebbe sbagliato piano bussando alla porta della famiglia del giovane. Da lì sarebbe scaturita una lite alla presenza della nonna. Prima l'animata discussione, poi probabilmente la vittima avrebbe colpito il giovane con uno schiaffo. Sembrava tutto finito, ma il giovane all'improvviso sarebbe rientrato a casa per prendere un coltello. Poi ha bussato alla porta del vicino e appena Regina ha aperto è scattata l'aggressione nel pianerottolo. Agli inquirenti il minore ha fornito la sua versione dell'accaduto. Sulle scale avrebbe incontrato Regina in stato di forte alterazione alcolica che in precedenza aveva avuto una discussione con un familiare. Sarà l'autopsia ad accertare, come sostengono la nonna e il nipote indagato per omicidio, se Cristian Regina fosse effettivamente in preda ai fumi dell'alcol. E ancora alla sciagura di Calenzano, alle porte di Prato, è stato recuperato, lo abbiamo raccontato, anche il corpo di Carmelo Corso, che è appunto uno delle vittime, delle 5 vittime di questa sciagura. L'autotrasportatore, lo ricordiamo, di origini catanesi, era arrivato al deposito Eni 5 minuti prima dell'esplosione. Intanto emergono i dati INAIL circa appunto gli incidenti sul lavoro, le morti bianche sono davvero numeri in salita. Lorena Dolci. 5 minuti. All'appuntamento col destino Carmelo Corso è arrivato 5 minuti prima. Alle 10:16 il suo accesso al deposito Eni di Calenzano. Alle 10:21 l'inferno di fuoco che ha devastato la pensilina e distrutto 5 vite. Una delle vittime di questo disastro è l'autotrasportatore di origini catanesi, una famiglia di operai che aveva lasciato la Sicilia quasi 60 anni fa. Era più fiorentino dei fiorentini, ricorda il fratello Luciano. Carmelo era la persona più buona del mondo, viveva per la famiglia. Il suo sogno sarebbe stato vedere crescere i figli, Elena e Dario, di 25 e 22 anni. Si svegliava ogni giorno alle 5 del mattino, racconta Luciano, e guidava fino alle 8 di sera. Unico svago, un corso di ballo con la moglie Tamara. Dato prima tra i dispersi, col telefonino che squillava a vuoto, Carmelo è poi entrato nel bilancio della sciagura, con 5 morti e 26 feriti, su cui la Procura di Prato ha aperto un'inchiesta. I reati ipotizzati, fra gli altri, sono omicidio colposo e disastro. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione sarebbe avvenuta per una fuoriuscita di carburante durante lavori di manutenzione. I magistrati parlano di scellerata condotta. In Toscana è giornata di lutto mentre i sindacati proclamano lo sciopero contro quella che è diventata una mattanza. Tornando in Sicilia, sono 71 i morti sul lavoro nei primi 10 mesi del 2024, in aumento rispetto all'anno scorso, quando erano stati 57. Lo dice il rapporto dell'INAIL presentato all'Assemblea regionale siciliana. Nell'isola si registra anche un lieve aumento degli incidenti sul lavoro, superiore a quello nazionale. Analizzando i singoli dati si scopre poi che il più al rischio è il settore della sanità e assistenza sociale, seguito dalle costruzioni e dal commercio. In questa triste classifica Catania è in testa per numero di infortuni, seguita da Palermo e Messina. Andiamo a Caltanissetta, 40 persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni dopo che 3 immobili hanno presentato delle improvvise lesioni sui muri. In serata i vigili del fuoco hanno infatti eseguito un lungo sopralluogo. Il servizio è di Rita Cinardi.
Momenti di paura a Caltanissetta, dove una quarantina di persone ieri sera hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni dopo che 3 immobili lungo la via Redentore, una delle strade principali del centro storico della città, hanno presentato improvvise lesioni. Le crepe si sono verificate in successione, prima nel sottoscala del civico 39 di via Redentore, per poi interessare l'immobile di un vicolo vicino e un altro edificio a pochi metri. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver aiutato le famiglie a prendere i propri effetti personali, hanno eseguito un lungo sopralluogo. Al momento però si sconoscono ancora le cause che hanno determinato le lesioni. Su un edificio non erano lesioni strutturali, quindi non c'è stata l'esigenza di evacuare, mentre sul civico 39 e su un altro edificio sono state visionate delle lesioni più diffuse, quindi c'è stata l'esigenza di evacuare gli occupanti. Le famiglie evacuate hanno dormito da amici, parenti, ma anche in B&B messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Nelle prime fasi è stato prestato aiuto dai volontari della Croce Rossa che, viste le basse temperature di ieri, hanno fornito bevande calde e riparo in attesa che venissero reperiti gli alloggi. Per il momento, per i residenti degli immobili a rischio di stabilità non sarà possibile rientrare nelle loro abitazioni. Nelle prossime ore saranno eseguiti altri sopralluoghi anche con l'ausilio dei tecnici del comune per stabilire cosa sia accaduto. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha ridotto le pene per Alessandro Panella e Luigi Zabara, accusati di concorso in omicidio per la morte di Emanuele Sceri, il paracadutista di leva trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999. I giudici hanno inflitto 22 anni di reclusione a Panella e 9 anni e 9 mesi a Zabara. E adesso andiamo a Messina, oggi acqua razionata in diverse zone della città. Dopo i lavori per la rottura del tubo della condotta del Fiume Freddo, il guasto durante gli scavi di Enel per il cablaggio al cantiere WeBuild del raddoppio ferroviario Giampilieri Fiume Freddo. Francesco Triolo. Quelle immagini dell'acqua che arrivava a metri di altezza dopo la rottura del tubo della condotta del Fiume Freddo all'altezza di Tala hanno destato parecchio stupore in città, insieme alla rabbia di quei cittadini che hanno temuto per la corretta erogazione idrica a Messina. A causa della rottura avvenuta durante gli scavi di Enel per il trasporto e l'energia elettrica al cantiere WeBuild del raddoppio ferroviario Giampilieri Fiume Freddo, Amam infatti ha dovuto interrompere l'arrivo di acqua in città e anche la distribuzione ieri pomeriggio è stata interrotta. I lavori per il ripristino si sono conclusi intorno alla mezzanotte di ieri, mentre tutte le prove di pressione sono terminate alle 4 di questa mattina e dopo il blackout forzato l'erogazione è ripresa solo intorno alle 6. La zona centrale della città, hanno fatto sapere da Amam, non dovrebbe soffrire di questa interruzione e del ritardo dell'erogazione. Qualche problema invece si è registrato per la zona nord, soprattutto l'area di Papardo, per la quale è stato attivato il servizio di autobotti per i casi più urgenti. Comune Amam stanno attivando intanto tutte le interlocuzioni per stabilire le responsabilità. Al carcere Malaspina di Caltanissetta le continue proteste dei detenuti stanno rendendo invivibile la realtà carceraria. Questa mattina è stato organizzato un sit-in da parte dei principali sindacati di polizia penitenziaria. Chiedono interventi per migliorare le condizioni della struttura e non solo. Rita Cinardi. I disservizi all'interno del carcere Malaspina di Caltanissetta stanno provocando continue proteste da parte dei detenuti, contribuendo a rendere l'orario di lavoro per gli agenti di polizia penitenziaria invivibile. È per questo che i principali sindacati di polizia questa mattina hanno organizzato una manifestazione di protesta per chiedere a gran voce che vengano riviste sia le condizioni strutturali della casa circondariale che quelle relative all'organico. L'ultima rivolta da parte dei detenuti era scoppiata pochi giorni fa. Avevano rivendicato il diritto ad avere l'acqua calda, uno dei servizi essenziali che spesso viene a mancare. Diverse sono poi le aggressioni ai danni degli agenti ormai stremati da una situazione insostenibile. Cosa state rivendicando oggi? Il personale della polizia penitenziaria oggi manifesta per lo stato di abbandono della casa circondariale di Caltanissetta sia da parte degli organi centrali che periferici. In particolare vi sono delle gravi carenze sanitarie perché manca l'acqua calda per i detenuti e spesso questa problematica è causa di rivolte e proteste che si ripercuote anche nelle condizioni lavorative di sicurezza del personale. Vi è inoltre una grave carenza organica che non consente al personale di lavorare in condizioni di sicurezza, ma soprattutto richiediamo da tempo degli urgenti interventi per quanto riguarda la struttura che non consente al personale di lavorare in maniera dignitosa. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco.
Seconda parte del nostro telegiornale. Al caso Versalis, le parole del vescovo di Ragusa, Giuseppe La Placa, hanno investito di responsabilità la politica locale. Intanto il 16 è previsto un incontro di Eni con il presidente Schifani. Sentiamo Luca Ciliberti. Lunedì prossimo il presidente della regione Renato Schifani incontrerà i vertici di Eni Versalis per comprendere il futuro del polo chimico siciliano. Nei giorni scorsi le parole del vescovo di Ragusa, Don Pino La Placa, hanno preso di petto la politica e le responsabilità delle istituzioni in questa vicenda che mette a rischio migliaia di posti di lavoro. Una politica miope di deindustrializzazione l'ha definita La Placa, e poi l'appello a tutte le forze politiche, istituzionali, sociali e imprenditoriali a far sentire forte la propria voce per sostenere le ragioni dei nostri lavoratori. Lasciare i lavoratori al verde non è affatto una scelta green, quindi se Versalis vuole riconvertire i suoi stabilimenti lo faccia ricollocando il personale. Questo è quello che si deve fare e questo è quello che il presidente della regione Renato Schifani, battendo i pugni sul tavolo, deve andare a dire al ministero. Il ministro Urso a livello nazionale e l'assessore Tamaio a livello regionale. Entrambi stanno seguendo con grande attenzione, interesse e scrupolo la vicenda e già il loro intervento è evidenziato dal fatto che la linea iniziale dell'Eni, che era di assoluta chiusura, adesso è cambiata, tant'è vero che si assicura il mantenimento complessivo dell'occupazione. L'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio ha ribadito che Eni a tutti i tavoli ha garantito la stabilità occupazionale, auspicando però più presenza di tutti i sindaci delle aree coinvolte per garantire una più ampia rappresentanza e condivisione delle decisioni. I giudici del TAR di Palermo hanno respinto il ricorso presentato dalla Shara Holding e da Smart City Group contro l'assegnazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'azienda Bluetech SPA di Termini Imerese alla Pelligra Holding Italia SRL. Prima di proseguire con i servizi, una notizia dalle agenzie. Sono iniziate questa mattina le operazioni di soccorso con una gru di un tir che 2 giorni fa è rimasto bloccato in un tratto della strada provinciale 6 sul territorio di Gibellina in provincia di Trapani. Questo grosso mezzo è finito impantanato nel tratto di strada franato perché ha seguito il navigatore GPS. Per tornare sulla A29 Mazzara del Vallo Palermo, l'autista, che è appunto originario dell'Uzbekistan, si è ritrovato in quel tratto di strada impossibile da praticare, ma segnalato come valido invece dal navigatore. E adesso a Palermo, dove si racconta il genio di Picasso, accade a Palazzo Reale. Il presidente della Fondazione Federico II ha inaugurato oggi questa interessante mostra. Sentiamo. È dedicata a uno dei massimi artisti del XX secolo e tra i più grandi di tutti i tempi, ovvero Pablo Picasso, la nuova mostra della Fondazione Federico II. La mostra è un viaggio tra dipinti, litografie, opere straordinarie nelle tematiche più vicine al maestro. Un racconto di 84 capolavori esposti a Palazzo Reale che rappresentano un binomio imprescindibile tra le opere di Picasso e la sua biografia. Una mostra che qualifica ancora di più il lavoro della Fondazione Federico II e di tutto il Consiglio di amministrazione. Non credo che si potesse pensare di poter arrivare a questi livelli, invece grazie a un lavoro sinergico, oltre 900 mail scambiate, oltre 6 mesi di lavoro, un'interlocuzione assolutamente serrata, oggi si sta arrivando con una mostra del genere, con 84 opere che, ribadisco, qualificano ancora di più il lavoro della Fondazione Federico II e tra l'altro inaugurano in un periodo che possiamo ritenere che sia di bassa stagione, proprio per pensare a quello che molti dicono ma non fanno, ovvero la destagionalizzazione. Il progetto si colloca sulla scia del 50° anniversario della morte di Picasso, avvenuta l'8 aprile 1973, un tributo di colori e arte. Il y a un ensemble essentiellement de gravure. Un'immersione nelle varie tecniche di Picasso, essenzialmente nelle opere grafiche, acquatinte, litografie, linoleografie, ma anche nei dipinti, di cui uno è prestato dal Museo Picasso, nelle ceramiche, nelle fotografie, nei video, quindi un'immersione in tutte le tecniche. Différents types de gravure. La mostra sarà aperta al pubblico a partire da domani.
Cani e gatti non sempre amati e coccolati. La recente legge approvata in prima battuta alla Camera inasprisce le pene per chi abbandona o maltratta un animale. Giusy Lazzara ne parlerà nel Focus alle 14.30 con Floriana Pisani della Lega Italiana dei Diritti degli Animali, Tania Cipolla dell'associazione L'Altra Zampa e con Giuseppe Di Stefano, educatore di cani. Potete seguire la trasmissione anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Potete inviare i vostri messaggi di testo al nostro 342 7455 005. Ci fermiamo ancora e poi il calcio con il Catania che continua la preparazione in vista della partita in casa contro il Potenza. Siamo al calcio, la vittoria di Taranto dà morale al Catania che tenterà di sfruttare il doppio turno casalingo per rilanciarsi in classifica. Si comincia sabato con il Potenza. Tonino De Mana. La vittoria sul fanalino di coda Taranto era prevedibile, non forse l'entità 1-5, ed è per questo che il Catania torna dallo Iacovone con qualche certezza in più e con la consapevolezza che il percorso di crescita è stato avviato. Per l'ulteriore conferma bisognerà aspettare almeno sabato pomeriggio, quando al Massimino sarà di scena il Potenza, che occupa il quarto posto in classifica in condominio con l'Avellino. È la prima di un doppio confronto casalingo che può rilanciare le ambizioni del Catania, quantomeno in zona playoff. La goleada di Taranto ha ridato morale al gruppo. Per ambizione del tecnico toscano la squadra sembra finalmente in crescita ed il recupero degli infortunati può dare ulteriore linfa. A Taranto, per esempio, il ritorno di De Rosa e Federissimo di Toscano ha garantito maggiore filtro al centrocampo, equilibrando la squadra e garantendo migliore protezione al reparto difensivo che sabato potrà contare sul rientro di Castellini e il gol potrebbe aver dato maggiore fiducia a Montalto ed esaltato Inglese alla sua settima marcatura stagionale senza l'ausilio di calci di rigore. La rincorsa rossa-azzurra passa dal Massimino, lo sa bene la dirigenza che confida nel supporto della tifoseria con l'iniziativa Catania per 3 che prevede un mini abbonamento per le gare contro Potenza, Sorrento e Juventus Next Gen, quest'ultima attualmente in calendario il 12 gennaio. Svolta nella guida tecnica del Trapani, esonerato Totò Aronica, al suo posto Ezio Capuano. Sentiamo Franco Camarasana. Il Trapani cambia ancora guida tecnica, non c'è due senza tre, dice il proverbio. E così, dopo Alfio Torrisi e Totò Aronica, ecco arrivare ieri sera tardi a Trapani Ezio Capuano, reduce da 2 brevi esperienze di inizio stagione a Taranto e Foggia. Che la panchina di Aronica traballasse lo si era capito dalle parole del presidente Antonini dopo le ultime 2 sconfitte contro Altamura e Benevento. Ieri all'improvviso la svolta, l'esonero nel pomeriggio di Aronica e l'invito di venire a Trapani di Capuano, che oggi fermerà un contratto di 1 anno e mezzo. Per il tecnico campano si tratta di un ritorno avendo allenato il Trapani nel 99-2000, una stagione travagliata, iniziata con grandi ambizioni e poi finita male per via delle difficoltà economiche della società. Capuano però rimase al timone della squadra sino al termine e per questo è rimasto nel cuore dei tifosi. Adesso ci riprova, ma con una società solida alle spalle. Esperienza ed entusiasmo non gli mancano. Si spera arrivino anche i risultati. Il telegiornale finisce qui, grazie per l'attenzione. Vi ricordo tra poco il nostro Focus condotto da Giusy Lazzara e il prossimo appuntamento con il telegiornale su Telecolor alle 19.